Ieri sera, quando mancavano 5 minuti allo scoccare delle 23, un fortissimo boato è stato percepito sottomarina nella zona di via Barbarigo, proveniente dagli orti. Quindi, con minore intensità, avvertito anche nelle aree circostanti di successiva edificazione. Lo scoppio, presumibilmente una bomba a carta, ha provocato vibrazioni notevoli alle finestre in vetro e causato una giustificata sensazione di paura nella popolazione. I sospetti vanno ad appuntarsi sulle bande di ragazzini che da tempo bighellonano appena fa buio, tra i bivacchi alcolici nelle panchine, la distruzione di cassonetti e capanni agricoli, i danni alle automobili in sosta e appunto l'utilizzo di materiale infiammabile e pericoloso. Il coronavirus è arrivato nella provincia di Venezia. Il primo caso conclamato di cui si ha notizia riguarda un uomo di 67 anni, residente a Mira, transitato per il pronto soccorso dell'ospedale di Mirano, poi al reparto rianimazione di Dolo, quindi peggiorato e trasferito in terapia intensiva al centro malattie infettive dell'ospedale di Padova, hub regionale per il controllo della malattia. Il tampone relativo all'uomo, che certifica la sua positività, è stato inviato per ulteriori indagini approfondite al laboratorio dell'ospedale Spallanzani di Roma. Questa mattina il presidente della Giunta Veneta, Luca Zaia, era a Marghera in riunione con la Protezione Civile regionale e in videoconferenza con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Zaia ha fatto presente che il paziente mirese non avrebbe avuto alcun contatto con portatori primari, trattandosi quindi di un caso di virus ubiquitario, come i precedenti in Lombardia e nei Colli Euganei. La Regione diffonderà nelle prossime ore le linee guida per tutti i comuni del Veneto. Veneto, anche il primo morto in Italia, si tratta del 78enne Adriano Trevisan di Voi Euganeo, deceduto ieri. Un altro suo contatto di 67 anni risulta infetto e in trattamento a Padova. Entrambi erano stati ricoverati 15 giorni fa all'ospedale di Schiavonia. Nelle cerchie familiari dei due sono stati riscontrati altri 7 casi di positività al coronavirus. A Schiavonia, nella bassa padovana, intanto sono in corso i test relativi al personale e ai pazienti, dopo il transito dei due infetti di Vo. Nessuno può uscire dall'ospedale, all'esterno del quale sono state montate tende per accogliere medici e infermieri della struttura, impossibilitati per ora a tornare alle proprie abitazioni. L'ULSS Serenissima, come le altre unità sanitarie locali, segue il protocollo ministeriale definito assieme alle regioni, che compendia 10 comportamenti da seguire. Per quanto riguarda le ricezioni degli ospedali, non appena arriva un paziente con sintomi sospetti viene intubato ove le sue condizioni non siano stabili, quindi centralizzato al reparto malattie infettive di Padova. Nell'eventuale assenza di posti letto, i pazienti sospetti verrebbero ricoverati nei reparti di rianimazione degli ospedali di provenienza, in stanze singole. Viene raccomandato di non rivolgersi direttamente alle strutture di pronto soccorso in caso di sintomi di febbre e problemi respiratori, bensì di contattare il proprio medico di base e il numero telefonico 118. Il virus non è trasmesso dagli animali domestici. Mai come ora è importante sottolineare che, stanti i casi verificatisi, il coronavirus diventa letale solo per le persone che già soffrono di notevoli patologie precedenti, come la polmonite, e che soprattutto è necessario evitare di abbandonarsi al panico e alla psicosi. Opportuno invece tenersi informati nei canali ufficiali delle ULSS e del Ministero della Sanità, evitando di spargere voci incontrollate e autentiche fake news. Il network Azzurra monitora la situazione in tempo reale nel territorio del Veneto meridionale. Conferenza stampa questa mattina nella sede del Partito Democratico di Chioggia in Calle Padovani, alla presenza del capogruppo regionale Stefano Fracasso, per ribadire la posizione del PD in merito alla viabilità su gomma e su rotaia relativa al territorio clodiense, oltre alla contrarietà per quanto riguarda lo sviluppo dei progetti di terminal portuale V-Gate a largo di Isola Verde e del deposito di GPL in Val d'Ario. Alla conferenza hanno partecipato anche il vice segretario regionale del partito, Lucio Tiozzo, la segretaria comunale Barbara Penzo e il capogruppo Jonathan Montanariello. Nella fattispecie, il PD chiede alla Regione Veneto di investire per rilanciare e potenziare la ferrovia, di raddoppiare l'Arzeron e di mettere in cantiere la variante alla strada Romea. Lunedì 24 febbraio dalle ore 15 avrà luogo la seduta del Consiglio Comunale di Chioggia,
11 gli argomenti all'ordine del giorno, praticamente tutte mozioni presentate dai consiglieri di minoranza. Tra le interrogazioni e le interpellanze, gli esponenti di Chioggia Viva, Marcellina Segantin e Leonardo Ranieri, si dedicano in particolare a due argomenti: i lavori programmati al ponte translagunare delle Trezze e la vicenda del centro di cottura per le mense scolastiche. Nel primo caso, Chioggia Viva rappresenta la posizione dei pendolari e degli operatori turistici che fanno capo alle sigle Ascom, Cisa Camping, Gebis, con Chioggia Sea e Chioggia Yacht Group, sostenendo l'assoluta necessità di far slittare ad ottobre l'inizio dei lavori, appellandosi al buon senso e alla conoscenza della realtà cittadina, quanto all'evidenza del danno che i lavori a ridosso dell'estate porterebbero all'agibilità della vita quotidiana di molti, in dipendenza da un'unica strada di collegamento con il resto del territorio. Segantin e Ranieri chiedono anche l'allargamento del tratto di Arzeron che consentirebbe di attenuare il disagio derivante dalla sistemazione del ponte translagunare fra Chioggia e Valli. Quanto al centro di cottura, i due consiglieri dell'opposizione fanno riferimento all'abbandono dell'ipotesi di trasferirlo a Sant'Anna, annunciato dal sindaco agli abitanti della frazione lo scorso 22 novembre, con l'impegno a reperire una soluzione alternativa. Poiché sono passati diversi mesi, chiedono Segantin e Ranieri, e sicuramente lo spostamento della struttura in un ambiente più consono e ancora un'emergenza, sono state prese in esame altre alternative? E se sì, quali? Proseguono fino a martedì le iniziative comunali per il Carnevale destinate ai più piccoli. Oggi pomeriggio, dalle ore 15:30 in Corso del Popolo a Chioggia, avrà luogo Vintage Carnival con spettacoli di animazione, magia e giochi a LED. Domani, sempre dalla stessa ora, il villaggio delle fiabe Disney con i personaggi dei cartoni più amati, da Aladdin a Coco, da Alice alla Sirenetta, in piazza per cantare dal vivo le canzoni dei relativi film.